Voleso ascoltare con no un new capitolo dal Piccolo Principe? Sì, allora ascoltinlo insieme. Si chiamava a sei in regione dagli asteroi, numero 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Al scominciare l'ora alla viodio, per chiatare ce fa e per imparare. In tal pren asteroid, agliere sta un re. Il re stava sentato, vestito di purpure e di armelin, sore un chiadreon tan semplice, ma maestoso. Ah, ve un sudit, al dise il re quanto al viodè il piccol principe. E il piccol principe si domanda: «Ce mot puedial, cognosimi, se non mi ha mai veduto?» Lui non sapeva che per un re il mondo è un lavoro semplice, tutti oms a son sudis. «Ven dunque che ti vio di or», disse il re, che aliere dut brauros di sei finalmente re per qualchidun. Il piccol principe ha chialato or per chiatà un puesto la sentasi, ma il planeta aliere tut inderedat dal sflandoros mantel di armelin. Arrestato un tempins e parvieca all'erestrac al società. «Ale quintri les regulis de creanze, società in presenza di un re», i disse il sovran. «Talin proibis». «No pues fa di mancul», i rispondè il piccol principe, tut confusionat. «O hai fatto un viaggio lungo e non hai dormito?» «Allora», i disse il re, «ti ordeni di società. A son eins che non viod nissuna società. Lis sociedadis a son per me robis fur dall'ordinare. Su, sosede anchimò, a lei un comando». «O hai sudizion? Non mi va in plui», disse il piccol principe, diventant tut ros. Al rispondè il re. «Allora io ti comandi, mo di società e mo di...» Al trapastiave un poco e al someave sustat, parvie che il re al tigneve soredut che la sua autoritate fosse rispietate. Non sopportava di sei disubbidit, agli era un sovran dispotic, ma stant che agli era tan bon, al dave comans con sentimento. «Se io comandas», all'usave di, «se io comandas a un generale di diventare un uccel di mare e se il generale non mi ubbidis, non sarei colpe dal generale, ma sarei colpe me». «Puoi sentami?» al provà a domandare il piccol principe. «Ti comandi di sentati», i rispondè il re, e al tirà d'oglie con grande pompe un plete dal suo mantel di armelin. «Se la vostra maestà e volessi essi ubbidite volte per volte, e podares darmi un ordine con sentimento, e podares par d'intune ordenami di partì dentro di un minuto, mi par che al sedi il momento giusto». Il re non risponde nuie, e il piccol principe d'un primo momento non savece fa. Po dopo, con un sospiro, si invia. «Ti fas gno ambassador!» al speseal ore a vosai da ur il re. Al veve un fa di grande autorità. I granch, a son propri strams, di salfra di sé il piccol principe, di lunchi il viaggio.